Le mura medievali di Montagnana custodiscono tesori di storia e cultura, ma anche eccellenze dell'enogastronomia apprezzate in tutta Europa. È qui infatti che si concentrano i maggiori produttori del prosciutto veneto Berico Euganeo DOP, protagonista di 10 grandi giorni di festa, dal 19 al 28 maggio. Montagnana in festa. 130.000 persone hanno affollato l'ultima edizione e per questa sesta che inizia sono molte le sorprese che attendono i visitatori, a cominciare dai gemellaggi del gusto, con i tortellini di Valeggio sul Mincio, il riso del Delta, il melone di Montagnana e i vini DOC di questa zona, su tutti il Merlara, ma anche i prodotti dell'altopiano di Asiago, che si tradurranno in altrettante specialità della tavola nell'Isola del Gusto ed anche nell'elegante sala gourmet allestita in piazza Vittorio Emanuele II. Attorno alla festa sono 10 giorni, dal 19 al 28 ci sono una serie di iniziative anche di carattere culturale, dalla visita al mastio nei contesti serali, pertanto anche con la magia, con l'atmosfera proprio del castello, piuttosto che altre iniziative in collaborazione anche con i commercianti della città, ma quello che è importante proprio grazie a questo è che questa manifestazione parte dalla base della nostra realtà, ovvero sono coinvolti i commercianti, i nostri ragazzi, sono coinvolte le scuole, sono coinvolti gli artigiani, le pasticcerie, pertanto ecco è tutta una città che è in festa. Sono 8 i prosciuttifici del consorzio che aderiscono alla manifestazione e che per l'occasione apriranno anche le proprie porte al pubblico. Siete pronti per questa festa? Quanti prosciutti avete messo in campo? Allora, noi siamo pronti ancora dall'anno scorso, quando abbiamo terminato l'ultima edizione e abbiamo già messo in campo il doppio dei prosciutti dell'anno scorso. Che cos'ha di buono questo prosciutto che attira così tante persone? Il nostro è un prosciutto che è dolce, morbido, ha un colore rosso rosato, è adatto a tutte le diete e di conseguenza è per questo che è ricercato e molto conosciuto. Mercatini, mostre, visite guidate ai musei e alla scoperta delle meraviglie di Montagnana e poi aperitivi con birre artigianali, ciclo escursioni tra arte e sapori rendono questa festa ancora più appetitosa.